ancora Venezia al centro della cronaca dopo i brutti gesti di maleducazione che vi abbiamo raccontato in questi ultimi giorni. La Guardia di Finanza ha scoperto un lussuoso palazzo aperto ai turisti ma completamente sconosciuto al fisco. Affittasi bellissimo palazzo in un angolo suggestivo di Venezia. Questo è l'annuncio pubblicato su internet e rivolto soprattutto a turisti stranieri amanti del lusso. Peccato che l'attività fosse abusiva, completamente sconosciuta al fisco e al comune. Quando la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale hanno bussato alla porta di questo resort, ad accoglierli c'erano un maggiordomo e personale in livrea, che però lavoravano senza contratto, in nero. L'appartamento rendeva fino a 25.000 euro alla settimana al suo proprietario italiano, che invece dichiarava un reddito esiguo. Palazzo San Pietro, così si chiama la dimora, perché è situata nei pressi della chiesa di San Pietro in Castello, cattedrale fino al 1807 e famosa per il suo campanile. Una vera e propria reggia nel cuore della città lagunare, che ai suoi ospiti offriva servizi come vasca idromassaggio, bagno turco, terrazza panoramica con vista mozzafiato su calli e ponti e attracco privato sul canale. Guardia di Finanza e vigili urbani solo negli ultimi 2 mesi hanno scoperto 29 strutture gestite senza alcuna licenza. I proprietari sono stati segnalati alla procura per non avere comunicato la presenza degli ospiti, come previsto dalla legge sulla pubblica sicurezza. E i controlli hanno riservato anche sorprese opposte. Non è necessario spendere 25.000 euro a settimana per una vacanza a Venezia. Lo si può fare anche con soli 140 euro, dormendo in un appartamento stipato con brandina a castello, di cui alcune alloggiate nel pergolo. Questo ostello nel sestiere Cannareggio, a nord del Canal Grande, ospitava fino a 20 turisti a notte in condizioni igieniche disastrose e con i controlli sempre più serrati aumenta anche la collaborazione dei cittadini nello smascherare i furbetti.